La passione per gli animali l'ho sempre avuta fin da piccola perché i miei zii hanno una stalla a San Vito, sì che quando finivo la scuola l'estate andavo sempre lì, facevo i 3 mesi e diciamo che ho cominciato, penso 6-7 anni con le prime, sì, quello che riesci a fare insomma, quindi dare il latte ai vitellini, cose così. E sono rimasta lì tutte le estati fino a quando ho compiuto 18 anni, dopodiché ho cominciato il lavoro, quindi non sono più potuta andare, insomma. E nel frattempo qua su mio papà mi ha preso 2 caprette e da là, insomma, sì, le ho fatte partorire, dopo ho preso 3 galline, ci mangiamo le uova, insomma, una cosa tira l'altra. Ma io lo faccio per così passatempo, non è un lavoro pesante alla fine. Dipende dalla stagione, non so, l'inverno si fa la legna, allora aiuto mio papà con la legna. La primavera, tipo adesso, ho alcune piante da frutto, sì, i meli, da potare, l'orto da preparare e anche i terreni per le patate, perché noi sarà 7 anni che coltiviamo le patate di Milies. Chi ha a che fare con gli animali sa che deve venire su, cioè su in questo caso, perché mi è venuto, sì, tipo d'inverno, ha fatto molta neve quest'inverno, qua ha fatto mezzo metro abbondante e dovevi venire su lo stesso o a piedi o con la macchina a portargli fieno, perché non, sì. E comunque sì, esempio anche il mio ragazzo che ha una stalla di capre camosciate, lui produce anche formaggio e lì non hai Natale, Pasqua, sì, mangiano tutti i giorni e devono essere munte tutti i giorni. Diciamo, io conosco anche molte ragazze della mia età, se non più giovani, qua della zona, che hanno passione per gli animali, agricoltura in generale e sì, anche ragazzi. Ma forse si vede nella nostra zona comunque ci porta anche magari a interessarci a questo genere di lavoro, sì, passione. Poi vedi altri ragazzi e ragazze che invece proprio secondo me non hanno neanche il senso per alzarsi la mattina, cioè, perché magari il pensiero più grande è quello di andare al bar la sera a bersi spritz con gli amici e basta, insomma io non ho interesse cioè a me basta questo insomma per star bene. Magari piano piano, cioè le cose nascono da sole, insomma se sono rose fioriranno. E si parte sempre per gioco e alla fine dopo le cose vengono da sole, insomma, io ho visto questo. E spero che magari un giorno riuscirò a vivere sì, di questo.